pompe avec moi? Come cos'è un po' pas su? Non? Oh, mon corps est affligé. Très bien, au revoir, adieu, adieu. Parbleu. Questa è nuova, non l'avevo mai vista comporre un vaso di fiori, signora Kogan. Sicuro, Whiff, avrà notato dettagli al personale negli ultimi mesi? Sì, ho notato. Questi sono per accogliere il nuovo arrivo, è così. È nuova la donna che indossa, le fascia il corpo in maniera superba e poi, Dio, come mette in risalto le sue splendide gambe. Oh, mamma mia! Hai passato i limiti, Wilf, vada a fare la passeggiata. Che sarebbe molto più bella se lei venisse con me. Vuole aiutarmi? Se manca l'occhiello non si può mettere. Ma io in realtà volevo chiederle di sposarmi, ma non mi posso piegare più di tanto. Vada a fare la passeggiata. Così lei mi spezza il cuore. È proprio un ragazzaccio, vada. Obbedisco. A bientôt, Magliarda. Dov'è Sissi? L'avevo avvisata che a quest'ora ci sarebbe stata la riunione del comitato. Non ascolta mai. Starà quasi per arrivare. A letto, anche il giornale scrive di Frank. Sì, ho letto. Siamo nei guai, in grossi guai. Sissi, sei in ritardo. Scusa, non trovo la borsa. Non si preoccupi, sei comodo. Ho chiesto scusa. Cosa c'è? Sta male qualcuno? No. Molto peggio. Frank White ci abbandona, l'hanno scritto anche sui giornali. Non parteciperà al galà. Per noi è una catastrofe. Cosa? Frank White? Lui è un uomo così amabile. Da quando ci ha abbandonato la vendita dei biglietti è crollata del 60%. I donatori non parteciperanno. Se non troviamo subito chi sostituirà Frank, questa casa ci crollerà in testa. La perderemo. Dobbiamo subito rimpiazzare Frank. Chi è che ha detto la vecchiaia non è roba da femminucce? Questa frase l'ho sentita quando ero giovane. Chi l'ha detta? Chi l'ha detta? Quando devi parlare, per favore, alza la mano. Dove eravamo rimasti? Frank White. Ah, sì. Bette Davis, lei ha detto la vecchiaia non è roba da femminucce. Lei l'ha detta Bette Davis. Silenzio! Bette Davis. Non ci sarà nessun tralala nel mio galà. Cambiate immediatamente verso. Perché non chiedere al signor Reginald Paget di cantare La donna è nobile? Mi è venuta un'idea meravigliosa. Perché non chiedere a Reggie di cantare La donna è nobile? Ottima idea! Cosa c'è? Reggie è un po' in imbarazzo con la donna immobile. Il tuo compito è chiederglielo. Dobbiamo fare in fretta. Lui non la canterà. Lui non la canterà. Lui non la canterà. Oh, signor Livingston! Da qualche parte ho letto che l'uomo pensa al sesso una volta ogni 7 secondi. E tu invece? Magari arrivassi a 7 secondi. Ecco, la vedi? Dalla prima volta che l'ho vista ho pensato che fosse la creatura più sexy e più bella su cui io abbia mai posto gli occhi. Oh, sì, amore mio, pensa quanto amore appassionato avremmo potuto fare io e te. Oh, ma siamo ancora in tempo, sai? Ci potremmo tuffare sotto le coperte e coccolarci fino alla fine del tempo. Sì. Posso dirti una cosa nella massima sincerità? Tu hai il più bel paio di tette che io abbia mai visto. Ma non solo, è tutto il tuo corpo che mi fa fremere di lussuria. Will, ti prego, vorrei che la smettessi. Oppure potremmo fare una cosa con Reggie, Non saremo degli atleti olimpionici, però qualcosa potremmo combinare. Certo, dovrei togliermi prima il mio cinto erbario. Basta. Che ne dici allora di una cosa a 3? Pronta! Pronta!
interessante, me lo sono anche appuntato. È un errore impiegare il termine poetico per spiegare l'impulso fondamentale di tutta l'arte. Da un simile uso non può derivare altro che confusione. Che ne dite? Che cosa ascoltavi? Noi, il nostro Rigoletto, hanno fatto una nuova edizione, siamo così bravi! Sì, eravamo bravi, diamine, eravamo. Chissà chi è il nuovo arrivo. Che? C'è un nuovo arrivo? Non me l'ha detto nessuno, un nuovo arrivo. E chi? Non lo so, se lo sapessi non avrei detto chissà chi è il nuovo arrivo. Vorrei che ci tenessero informati, perché sono sempre così segreti. Perché è il solo modo che hanno per mantenere il controllo su di noi. La segretezza alimenta il potere. Oh, è molto sgradevole. Deve essere uno importante. Come fai a dirlo? Ma non lo so, è una sensazione. Ah. Sì. È qualche giorno che c'è qualcosa nell'aria. Poi tutta questa eccitazione, questo bisbigliare. Odio quando la gente bisbiglia. Penso sempre che stiano spettegolando su di me. Sì. Sissi Robson, 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 Sissi Robson. Buona. Pensa che stamattina ho visto la direttrice che faceva un mazzo di fiori gigantesco. E poi non lo so, ma per tutta questa furia di mandarci via dalla sala colazione, per toglierci dai piedi, no, stanno troppo agitati. Sono certo che stanno aspettando qualcuno di importante. Ve l'ho detto? Non ho neanche terminato di fare colazione. Non mi parlare della colazione. Angelique non porta mai la cotognata, a te però porta la marmellata di albicocca. Già, perché è la mia preferita. Ma non Un nuovo arrivo. Tu ne sapevi niente, Reggi? No. Allora, che ne pensate? Io credo che Ernest Newman abbia ragione e l'impulso fondamentale di ogni arte non può essere poetico. Reggi, che noia, però abbi pazienza, ma invece di leggere quei tomi su Wagner, perché non provi col Kama Sutra? Perché lui è un vero signore, ecco perché, cosa che di te proprio non si può dire. Oh Reggi, sono così felice che tu sia tornato sano e salvo da Addis Abeba. Sapete, da qualche parte ho letto che se Giuseppe Verdi fosse nato in Inghilterra si sarebbe chiamato Joe Green. Non credo che avrebbe avuto una gran carriera se si fosse veramente chiamato John Green, no? Ve lo immaginate? Il requiem di Green, giusto in una chiesa di campagna. A proposito di Verdi, qualche idea per il 10 di ottobre? Penso che dovremmo fare degli assolo. Ma cantare un terzetto non sarebbe meno impegnativo? Sì, ma quale terzetto? Dovrebbe essere una cosa che conosco già. Non riuscirei più ad imparare un'aria nuova. Cedric mi ha chiesto una cosa. Che cosa? È molto preoccupato. Cosa ti ha chiesto, Senti? Non me lo ricordo. È molto sgradevole da parte loro accogliere qualcuno senza prima consultarci. Sono loro che dirigono il posto, non noi. Hai ragione perfettamente. D'altra parte noi andiamo e veniamo, loro rimangono fissi qui per sempre. E il giorno in cui noi ci uniremo al coro celeste, arriverà subito qualcuno a prendere la nostra stanza. Sai, è nella natura delle cose, sai, non c'è niente. Per esempio, no? Renzo Trabucchi è dipartito un mese fa, e lo sapevamo tutti che sarebbe arrivato qualcuno a prendere il suo posto. Oh Reggi, sono così felice che tu sia tornato sano e salvo da Addis Abeba. E te l'avevo detto che ho ricevuto un piccolo assegno per il barbiere, te l'avevo detto. Vado a scoprire che è il nuovo arrivo. Vado a scoprire che è il nuovo arrivo. Dove vado? A scoprire chi è il nuovo arrivo. Ma perché è così fissata con Addis Abeba? Non ne ho la più pallida idea. Forse ha qualche parente giù. Suo padre era un maggiore dell'esercito. La settimana scorsa era felice perché io ero tornato sano e salvo da Amba Alagi. Ma pure tu sempre in giro, Reggi. Ai, sta cominciando a dare i numeri. Sono un po' preoccupato, sai? Non vogliamo che la mandino via, vero? No, Dio non vuole. Cara Sissi,
ha ancora il viso di una bambina, così liscio, così innocente. E il suo sorriso illumina la stanza più buia. Credi che davvero abbia ricevuto un assegno per il barbiere? Probabile. Ah sì? E chi era Figaro? Dylan Morgan. Oh, Dylan Morgan, figurati. Senti, Reggi, secondo te potremmo ricevere anche noi un assegno per il nostro CD del Rigoletto? Penso proprio di sì. Ah, sì? Ho sentito che stava vendendo bene. Ah, e dove l'hai sentito? Non me lo ricordo, me l'ha detto qualcuno. Poco importa. Sono proprio contento che abbiano ritirato fuori la nostra edizione, sai? Che meraviglia, ragazzi! Paget, Orton, Robson, Bond. Che formazione, che quartetto. Meraviglioso. Io avrei dovuto avere il primo nome, però, perché in fondo Rigoletto ero io. Sì, vendetta, tremendo, vendetta. Vabbè, però sì, d'altra parte è così, non possiamo minimamente pensare. Caro Reggi, sì. Ma io ho la sensazione che questo CD potrebbe essere un'ottima occasione per noi. Sì. Sai cosa c'è? Devo dire che tu non sei mai riuscito a farti valere come si deve. No. No, sì, alle volte riesci a cimentarti con delle performance sorprendenti. Ma no, ma sì, hai ragione, perché poi abbiamo avuto un successo vertiginoso, mi ricordo perfettamente. Ti ricordi la prima pagina del Times? E la mia fotografia al centro, con il sottoscritto Wilfred Bond, una nuova stella? Punto interrogativo? Io ho sempre considerato quel punto interrogativo di troppo, è vero, però era sacrosanto, ahimè, perché sono stato famoso un giorno solo. Te l'ho già detto, no. Tu non sei mai stato capace di farti valere. A proposito, Reggi, ho pensato a un titolo per la tua autobiografia, sai? Sì. Il tenore secondo me. Che ne dici? Non male, non male. Il tenore secondo me, guarda che suona bene. Come sta procedendo la tua storia? Con lentezza. Dove sei arrivato? Alla mia prima lezione di piano con Madame Bobuso. E quanti anni avevi? 7. Allora avvertimi quando arrivi alla pubertà. Vedrà, si troverà bene qui, si respira un clima sereno e amichevole. La musica è la principale ospite di questa casa, anzi, per dirla meglio, ne è la padrona. La maggior parte dei nostri ospiti alloggia al piano superiore e le finestre dominano sul bellissimo parco che circonda la villa. Sarà molto umido. Quella in cui ci troviamo è la sala centrale, detta anche pinacoteca dei compositori. Come può vedere, qui abbiamo il ritratto di Puccini, Rossini, Wagner e ovviamente il nostro maestro Giuseppe Verdi. Quello alle sue spalle invece è il ritratto di Sir Thomas Beecham, uno dei nostri più famosi direttori d'orchestra. So benissimo chi era, ereditò una fortuna. Suo nonno produceva lassativi, intitolati Una casa di riposo e spaventosamente appropriati. Nella sua stanza troverà un mazzo di fiori raccolti per darle il benvenuto. È un vero onore per noi averla qui. La sua stanza è come quella di Anne Langley. E qui anche lei? Una splendida suite, in quella che chiamiamo Ala B. Ala B, praticamente una prigione. E l'ascensore è in riparazione. Però abbiamo un montascale per salire. Un montascale. Quando sarà rotto anche quello useremo degli Sherpa. Il pranzo sarà servito fra 2 ore nella sala ristorante. Io consumerò i miei pasti in camera. Ecco
Ecco, veramente non è previsto che il pasto venga consumato in camera. Sarà previsto se una persona è indisposta, no? Beh, io sono indisposta. In questo caso le auguro di rimettersi al più presto. Venga, l'accompagno. Ah, devo farle presente che qui è assolutamente vietato fumare. Mia cara, lo sa che il tabagismo può provocare seri danni alle corde vocali? Oh, Reggi, ma che ti prende? Volevo fare 2 passi. Qui la devi smettere di molestare i visitatori. Casomai le visitatrici. Ma l'hai vista quanto era bella? Ma era qui in visita con il marito, è una donna sposata. Non me ne importa, ma cosa vuoi che un dettaglio del genere mi possa frenare? Te l'ho detto, 7 secondi. Guarda che c'è lì, guarda! Angelique! Son papà avec moi? No, non vuole fare mai lo son papà. Basta. So chi è, l'ho vista! Hai ragione, è una star, ma non indovinerai mai. Mamma, chi? Dici chi è? L'ho vista dal vivo. Terrificante. Oh, per l'amor di Dio, sì, chi? Non ci crederai mai. Dai. Come si chiama? Forza, Come si chiama? dai. Cosa come? Mi è proprio uscito di mente. Aspetta un attimo, adesso torna. Forza, dai. Inizia con G. G. Sì. Una donna. Sì, una soprano famosa. Famosa soprano che comincia con G. Sì. Gallas. No, è una cazzata. Galli. No, poi quella è morta, no? Dai, forza, concentrati. Dai che viene. Dai. Gilda! La nostra Gilda del Rigoletto! No! La nostra Gilda del Rigoletto! Sì. Gin Orton! Sì, sei ingenuo! Sì, Gin Orton! Oh, Gin! Orton! Qui! Santo cielo! Tutto bene? Gin è qui, ne sei certa? Se può consolarti, è molto invecchiata. Come hanno potuto farlo senza informarmi? Dovevano saperlo, È intollerabile. Ve l'avevo detto che ho ricevuto un assegno per la mia rossina del barbiere. È mostruoso. Oh no, non era poi una gran somma. Vado a vedere che succede. Va. Dove vado? A vedere che succede. Sì. Reggi, tutto bene? Lasciami stare, Non essere comprensivo. No, io non... Per favore! Me ne vado, ecco, facciamo così, io me ne vado. Angelique, son po'. Signor Page, si sente bene? Per questo manteneva il segreto? Non voleva che lo sapessi? Sta parlando di Gin Orton? Oh, è stata una grande star. Avrei dovuto essere consultato. Lei non voleva il clamore dei media. Lei, la signora Horton, non voleva. Non importa quello che voleva lei. Parlo di quello che non volevo io. Non aveva nulla a che vedere con lei, è partito tutto dalla sua richiesta. Lei sapeva che vivo qui? Sapeva che vivo qui? Ecco, sono sicura che il rapporto sarà amichevole. Dopo tutto è passato tanto tempo. Con tutto il rispetto, signora Vaughan, lei non la conosce. Lei non la conosce. Volevo una vecchiaia dignitosa. Ho poche chance adesso che lei è qui. Dovrò trovarle un altro posto dove vivere. Non sei cambiata per niente. Che vi avevo detto? Sembra ancora una ragazzina. Ti troverai come un pesce fuor d'acqua qui, e non tutti decrepiti. E tu che hai l'aspetto di sempre, giovane e radiosa. Come siete carini. Reggi, sono io, Gin. Lo so chi sei.
Non essere duro con me dopo tutti questi anni, non riesco a sopportarlo. È agitato perché non era stato avvisato del tuo arrivo. Non sono per niente agitato. Non volevo che si sapesse, che ci fosse del clamore. Lo sai come sono i giornalisti, si leccherebbero i baffi se sapessero che anch'io sono finita qui. Ho fatto una gaffa. No, ti sei limitata a non smentire te stessa. Perché tu credi che i giornalisti abbiano ancora un qualche interesse nei tuoi confronti. A dire la verità, e questo certo ti sorprenderà, continuo ad avere una certa fama. Sere fa ero a Milano, ospite del sovrintendente alla Scala, e quando sono salita sul palco ho ricevuto un'ovazione molto piacevole. E devo dire che anche qui al mio arrivo ho ricevuto uno splendido benvenuto. Attraversando il salone tutti mi hanno riconosciuta e c'è stato anche un piccolo battimani, sì. Piccolo, così commovente. Reggi, non rendere le cose più difficili del necessario. Sapevo che vivevi qui e che la mia presenza avrebbe potuto creare delle difficoltà, ma... Difficoltà, dici? Difficoltà! Non avevo alternative, credimi. Oh, fammi dire quello che devo. Reginald, ti chiedo scusa per averti ferito. Sii buono con me, ti prego. Eravamo persone diverse allora. Oh, ecco fatto. È almeno una settimana che provo questo discorso. Sì. Non dovevi chiedere a John di prepararti quel bouquet di fiori? No. Quel bouquet di fiori, sì. Ah, è vero. Jim, T'accompagno. gradiresti anche te un mazzolino di roselline selvatiche? No, grazie, in camera ho trovato un enorme mazzo di fiori. Dovrò arieggiare la stanza. Ah, capisco. Devo mettermi seduta. Sono in lista d'attesa per una protesi all'anca. Oddio, Reggi, dimmi qualcosa di carino. Dobbiamo essere amici, visto che anch'io devo vivere qui. Se non amici, tentiamo almeno di comportarci in maniera educata. Eravamo persone diverse, allora sì, buono. L'hai già detto, ti stai ripetendo. Oddio, la vecchiaia. Non importa, sai, capita a tutti. E come passi il tempo qui? Ma ascolto musica, leggo. Ma la mia preoccupazione principale è l'arte, il suo significato, il suo valore, la sua capacità di ispirare, di educare, di forgiare, di civilizzare. L'arte è la medicina dell'umanità, ma da dove sgorga? Ernest Newman ha ragione, non si tratta di poeticità. Sono arrivato alla conclusione che la vera sorgente dell'arte sia la vita stessa. La vita in tutta la sua diversità, bellezza, bruttezza, è così difficile da definire. E senti, ascolti mai le tue vecchie registrazioni? Se ci sei anche tu, no. Ah, io mi riascolto spesso. Ci avrei scommesso. Sere fa ero ospite del sovrintendente alla Scala e quando sono entrata... L'hai già detto? Ah sì? Non importa. Oh, il mio guaio è sempre stato che non ho mai pensato al futuro, vivevo senza pormi neanche l'ombra di un problema. Cantavo, viaggiavo, spendevo, spandevo. Ti sei sposata 4, 5, 6 volte? No, solo 2 volte dopo di te. Con Charlie Tripper, che era un uomo d'affari, ma mischiava un po' troppo gli affari con il piacere. Poi ho sposato Edward Fitzroy. E costui che faceva? Abbigliamento. Era un grande amante dell'opera, era sempre a tutte le prime. Mi faceva la corte, io l'ho incoraggiato e ci siamo sposati. Aveva un bellissimo appartamento a Londra, ma voleva che mi ritirassi, voleva una famiglia, figurati, perciò è finita. E tu ti sei mai risposato? No, Perché no? non ho voluto. E come mai sei qui? Wilf ha avuto un ictus, una cosa molto leggera per fortuna. Sono venuto a vedere come se la cavava. Gli ha colpito il lobo frontale ed ora fatica a censurarsi, così dice lui, e sono rimasto. E tu? Io non ho più niente, Reggi, più niente. Qualche vestito, qualche gioiello e un'anca che mi fa vedere le stelle. Vivo col sussidio di carità. Io col sussidio di carità. Ed eccoti qua. Wilf, dov'è Wilf? Devo trovarlo. Lo avete visto? Wilf,
coronata parecchio. No, è la stessa di sempre, solo di più. Mi ha detto qualcosa che mi è sembrato molto strampalato, qualcosa su Addis Abeba. Sì, ormai crede sempre che la gente sia appena tornata dall'Africa. Dobbiamo tenerla d'occhio, non vogliamo che la mandino via, perché è questo che fanno, sai, quando uno arriva ad uno stadio terminale di stramberia. Oh, Wilfred, sì, ti stava cercando, ma non eravate andati in giardino insieme? Non lo so, è scappata via, stava tutta agitata. Forse John gliel'ha fatto vedere. O forse è andata a prenotare il suo viaggio per Addis Abeba. Avete fatto pace voi due? Non esattamente. No. Diciamo piuttosto una tregua? Siete ancora qui? Non siete partiti per Addis Abeba? No, siamo qui tranquilli. No, è possibile che abbia visto Bobby Swanson il nascosto di Aknam? Altro che? No, ha fatto finta di non vederlo. No, non t'ha visto proprio, guarda che la sua vista non è più quella di una volta, Un sai? momento così intenso, sembrava ci stesse spiando per conto di una potenza straniera. Sai, noi tre qui ci riteniamo un club piuttosto esclusivo. Sì, l'elite, ecco che cosa siamo, l'elite. E quando dico che se vuoi unirti a noi sei la benvenuta, Sì. sono sicura di parlare a nome di tutti. A nome mio no. Però dovrai tener fede a un nostro motto. Cioè? NAC, NAC, niente autocompatimento. NAC. E poi ci sono due domande che non dovrai mai fare. Come stai e che programmi hai per oggi? Comunque, se riesci a ricordarti questo sarai a posto. NAC! Devo dire che il giardino qui è abbastanza bello. Oh, avresti dovuto vederlo il mese scorso con le primule e i... Non ti scordare di me. No, non mi scordo di te. Con le primule e i... Non ti scordare di me. Oh, caro, non mi scordo di te. Il mese scorso con le primule E quei fiorellini azzurri piccoli. Lo so! E non ti scordare di me. Non credo che ce ne siano così ad Addis Abeba. Al di là del faggio rosso c'è un boschetto pieno di campanule stupende. Adesso sono finite. Come noi? Oh no, non devi dire così. Siamo talmente fortunati ad essere qui tutti interi. Insomma, più o meno. Non che non ci si deprima di tanto in tanto con tutti quelli che si mettono a dare i numeri e vengono mandati via. Certo che ci si deprime, ma non dura mai a lungo. Ci sono tante cose che ti tirano su, nuovi interessi, vecchi amici, facce nuove, conferenze, corsi di ginnastica e corsi di uncinetto. Per chi non E trema. di pittura. Per chi ci vede. E bingo. Con i fagioli, i fagioli. Un divertimento continuo. E per una come me, mai sposata, mai avuto figli, un posto così è una benedizione, un Luna Park pieno di luci da favola. E poi qui la gente è così interessante, sorprendente. Perché non le racconti del giardiniere? Sì, si chiama John. Lavora sempre tutto nudo fino alla cintola, con questi muscoli guizzanti, tutto bagnato di sudore, che è meglio che gli stai lontano se sei una patita di deodorante. A me piace l'odore di sudore mascolino. Sì, l'avevo sentito dire, sai? Potrei guardarlo al lavoro per ore. Stai attenta, Sissi, che ti si brucia la batteria del pacemaker. E ti hanno mostrato la piscina? No. La tengono calda a quasi 38 gradi. Io mi faccio una nuotata tutte le mattine. E io tutte le mattine me la guardo tutto il tempo. E in pratica è l'unico esercizio fisico che faccio. Mi è dispiaciuto sapere di tua moglie Belinda. Si chiamava Belinda? Si chiamava Melissa. Lei era molto affettuosa, tollerante, comprensiva, gentile. Lei. Sono stati sposati per 35 anni. Vabbè, basta, no? Smettila, piantala. E cos'è questa storia del 10 ottobre? La direttrice ha detto che il comitato si sarebbe aspettato che io facessi qualcosa, qualche tipo di concerto, mi è sembrato di capire, non figuriamoci, non ci penso per niente. E poi che c'è di così speciale il 10 ottobre? Vorrei sapere. È il galà di compleanno in onore di Joe Green. L'hai conosciuto?
Ti spiego. C'è il comitato del galà, io sono un membro, lo dirige Cedric Livingston. Veramente chi dovrebbe presiederlo è Reggie, volevamo tutti votare per lui, ma Cedric si tiene aggrappata alla sua poltrona e non la molla. Un tale divertimento. Leggiamo l'ordine del giorno, poi ci sono le varie ed eventuali e ci sentiamo tutti così importanti. E sì, ogni anno c'è il galà per il compleanno di Verdi. Joe Green, Giuseppe Verdi, capito il gioco di parole? Il 10 ottobre è il suo compleanno e noi lo festeggiamo, così abbiamo tutti qualcosa a cui pensare, capisci? E tutti devono fare qualcosa. Quest'anno Anna Rinaldi farà la sua Violetta. Anna Rinaldi qui? Pensavo l'avessero rinchiusa. Ah, lo faranno dopo aver sentito la sua Violetta. Sembra sempre un sacco di patate. Oh, all'epoca avevamo fisici diversi. Ho sempre pensato che i toni alti di Anna Rinaldi fossero tali e quali lo stridio di un gufo con le doglie. Un gufo con le doglie. Reggi, perché non vieni a fare due passi con me in giardino? Lasciami in pace, Gina. Lasciami in pace. Ho avuto un periodo così difficile. Te l'ho detto, sono qui col sussidio di carità, che vergogna. Anch'io! E anche Sissi. Guarda che la gran parte dei pensionati qui lo è. Non bisogna aver vergogna di accettare la carità. Io non sono qui con il sussidio di carità. Io la mia retta me la pago. Oh, Reggi, ricordati, Nac. Sta piangendo. Oh, lei è voce. Si asciuga le lacrime. L'odora. La stessa colonia 4711, non sapevo che la facessero ancora. Oddio, quanto mi riporta al passato, mi riporta a te, Reggi. Gli odori per me sono quello che per Proust erano le Madeleine. Chi è questa Madeleine? La fidanzata. Gli odori e la musica, naturalmente. Senti, Sissi, ho visto John che si dirigeva verso il prato, si stava togliendo la camicia. Dove? Guarda, è sparito lì dietro il faggio rosso. Vai. Io vado a vedere se è arrivato l'ultimo numero di Playboy. Non ricordo di averti mai visto piangere. Oh, è la vecchiaia. Reggi, dobbiamo trovare un modo vivente, dobbiamo vivere qui tutti e due. Che si fa? Accontentiamoci. Che altro si può fare? Mi dispiace di averti ferito. Ho avuto dei rimorsi terribili, sai, ma ero giovane, impetuosa ed ero così sconvolta. Quello che ho fatto è stato terribile. Smettila subito, Gin. Smettila subito. Non ci voglio pensare. Non ne voglio parlare, non voglio ricordarmene.
manca solo Sissi, come al solito. Ma io e lei siamo in anticipo. Che non riesco a prendermela comoda quando è in ballo il nostro futuro. Sembra che solo noi due teniamo a questa casa. Ho detto a David e Giorgi di cambiare il loro pezzo perché non era abbastanza raffinato per il galà. E sa cosa mi hanno detto? Che lo canteranno lo stesso. Come fa a saperlo? Beh, ero lì quando glielo diceva. E insomma, sono o non sono il direttore artistico? Ebbene, sono io che decido cosa si deve o cosa non si deve fare. Eccomi. Possibile che sei sempre in ritardo? Scusami, avevo dimenticato la riunione. Dimenticato! Si dimentica un ombrello, un foulard, si dimenticano le sigarette, non si dimentica una riunione! Pazienza, signor Livingston. Dobbiamo ancora iniziare. Grazie, signora Corgan. Come puoi aver dimenticato una riunione con il galà da organizzare? Scusa. Ha chiesto a Reggi che deve cantare La donna immobile. Ecco cos'era, me lo sono scordato. Figuriamoci. Non importa, mi è venuta un'altra idea. Un'idea meravigliosa. Davvero? E che idea? Ecco, io non me la ricordo. Hai dimenticato la tua idea? Benvenuto nel club. Hai dimenticato la tua idea. Insomma, che idea è? Mi dispiace, signor Livingston, non me l'ha detta. Neanche a me. Ne ho parlato a Non colazione. con me? E allora con chi? Non lo so, forse aveva intenzione di comunicarla, ma poi... Mi tornerà in mente. Vai a chiamare Will. Subito. Dove devo andare? Perché? Vai! A nessuno interessa del galà. Possibile che non si rendano conto che questa casa ci crollerà in testa. Dobbiamo organizzare un evento, un grande evento se vogliamo far fioccare le donazioni. Sarà un grande evento, con lei ad organizzare il tutto. Ah sì, certo, lo so. Nessuno più di me è in grado di creare qualcosa di indimenticabile, ma io ho bisogno davvero di collaborazione. La mia collaborazione ce l'ha già e con quella di tutto lo staff. Signora Cogan, lei è una direttrice attenta e scrupolosa, ma a me servono gli artisti. Questa casa è abitata da grandi musicisti in pensione, Sì? grandi cantanti d'opera, Sì? coristi, Sì? ma sembrano non importare nulla a nessuno, vivono in un'altra dimensione. Ah, se non ci fossi io a pensare a loro! Lei ha ragione, signor Livingston. Così però rischia di ammalarsi seriamente. Senti, hai visto Angelique? Sì. Dov'era? Sì. No, dov'era? Sì. Ah, sì, non lo so, ha detto che non trovava la borsa. Signora Cogan, che meraviglia onorarci della sua presenza. Lei fa parte del comitato. Oh, Reggi, ci sei anche tu. Bene. Ma... Allora! Sì, possibile che non riesci ad essere puntuale. La borsa. Silenzio! Allora, ho pensato che, adesso che anche Gin è qui, al galà potreste cantare il quartetto del Rigoletto. Oh, signor Livingston, è un'idea eccezionale. Io stavo ascoltando proprio noi, il nostro Rigoletto. Eravamo così bravi. Pensate alla pubblicità, il Times, il Daily Telegraph, l'Opera Magazine. Abbiamo 4 fra i cantanti d'opera più bravi al mondo. Già, e noi il pezzo lo conosciamo benissimo, quasi non abbiamo bisogno di prove. Gin non canterà. Alza la mano. Che alzi la mano, non devi alzare la mano per nessun motivo. Non credo di voler cantare di nuovo con Gin. Lei è una grande attrazione, perché no? Erano sposati una volta, ma non ha funzionato. Sì, per favore. Non lo voglio fare. E poi Gin non canterebbe. È un vero peccato, Reggi. Sono innumerevoli i galà in cui ci hai onorato della tua voce incomparabile. Forse non te ne rendi conto, ma ancora si parla della tua celeste Aida, dell'Ave Maria.
E per quel che vale, quando un anno fa ti ho sentito cantare Nessun dorma, ho pensato che tu sia l'interprete migliore al mondo per cantare quel pezzo. Pensa, con un solo concerto potremmo raccogliere così tanto da andare avanti per quest'anno e forse anche per il prossimo. Vero, signor Paget, i vostri nomi richiamerebbero sicuramente un folto pubblico. Potreste salvare la Biscia Mouse, superare le vostre divergenze per un nobile scopo. E tu potresti convincere Gina a cantare. È vero, in fondo si tratta solo di un galà. Ti prego, leggi. Ci provi, sarebbe un grande trionfo. C'è Wilf. Una cosa urgente, si tratta del galà. Ebbene? Dunque, non ci crederà, ma Sissi ed io abbiamo persuaso Reggie. E ci crede? Convincerà Gina a cantare. C'è qualcosa, no? Sì, però ho bisogno di un favore. Cosa ne passa esattamente per la testa? Una cena al ristorante, solo noi quattro. Sissi, Gin, Reggie ed io. Pensi che se noi cominciamo Gina a cantare potremmo cominciare a parlare di soldi veri. Ha detto Cedric che potremmo vendere il biglietto allo stesso prezzo della Royal Opera House al Covent Garden. 10:30. Mezzanotte e mezza. 10:30 a casa? Sicura? Assolutamente. Ah sì? Sa che non ricordo che marca di sigarette fuma. 11:30? Se la memoria non mi falla, in questo posto è assolutamente vietato fumare. Mezzanotte e mezza, non più tardi. Grande Lucy! Il mio nome è Cogan, signora Cogan. Signora Cogan, lei è fantastica. Perché? Perché io ho sempre l'impressione che lei stia per combinarne una. Perché io sto sempre per combinarne una. Ma smetta di fare il passamodo. Non ce la faccio, è più forte di me, che devo fare? Lei è uno schianto, lei è di una bellezza incredibile, non è come quelle bambolone finte che c'erano in giro, quelle stupide occhiette. Lei è un esemplare di una specie rarissima. Lei è una donna. Una donna sposata? Lo so. Ma lei pensi a che musica meravigliosa potremmo fare insieme lei ed io? E suo marito non dovrebbe mai saperlo. Lo saprei io però. Non sarebbe fantastico? Siete delle persone spregevoli, mi avete invitato a cena fuori solo per ingannarmi. Tutte quelle moine, e io che credevo di ritrovarmi tra vecchi amici. Ti abbiamo invitato perché ti vogliamo bene. Perché la cena? Non bastava dirmi che volevate che cantassimo all'età media di quanto? 198 anni, addirittura il quartetto del Rigoletto. È un tale onore essere stati assegnati al finale del galà. No, non lo è, solo follia. È stato il tuo arrivo che l'ha reso possibile. Quando avete cantato l'ultima
prossima volta, sotto la doccia, qualcuno vi ha ascoltato di recente? Avete idea del rumore che producete? Ma non importa che suoni emettiamo adesso, qui siamo tutti sulla stessa barca. Nessuno di noi ha più la voce di un tempo. E invece importa, siamo dei professionisti, abbiamo uno standard da conservare, perlomeno io ce l'ho, un tempo ero qualcuno. Tutti noi un tempo eravamo qualcuno. Io pensavo di essere qualcuno anche adesso. Però io brillavo più luminosa degli altri nel firmamento. Sì, eri una grande stella, lo sappiamo. È la verità, è inutile che tu lo dica come fosse una colpa. È grottesco, io adesso sono un'altra persona. Ma no che non lo sei, nessuno di noi lo è. Siamo invecchiati, tutto qua. Ed è successo tutto talmente di fretta che non abbiamo avuto il tempo di cambiare. Io, per esempio, sono sempre lo stesso adorabile ragazzo di una volta e per fortuna con un pizzico di testosterone in più che rapiva l'interesse, vero Sissi? Io venero la memoria di quella che ero. Generazione assolutamente inutile e stancante. Io la smetterei se fossi in te. Tu non sei me. Io venero la Ginord di un tempo e non farò niente per infangare i suoi successi, perciò la sola idea che dovrei azzardarmi a Gilda è impensabile. Non è facile essere me oggi. Lo è mai stato? Ecco un modo per vendicarti? Beh, sappi che sto per dirti una cosa molto sgarbata. Vaffanculo! Ha detto di sì. Chi era? Sembrava Sissi. Ero distratto. Cosa sembrava Sissi? Chiunque abbia strillato. Sembrava un mezzo soprano. Strano perché l'ho vista nuotare stamattina, era in perfetta forma. Certo, se era la voce di Sissi ci sarà da lavorare un bel po' sopra. Ho avuto un'idea per un terzetto. Ah sì? Sì, il barbiere. Dopo la scena del temporale, quello con la scala. Sissi conosce perfettamente la parte di Rosina, tu conoscerai certamente Almaviva. E io ho fatto Figaro talmente tante volte. Ah, forse Gigi di penserà. Ma dove vivi? Reggi. Ha detto di no e quando Gin dice di no vuol dire no. Che diamine, lei è anche sposata, cioè, Dio dovresti conoscerla meglio di chiunque altro. Si è chiusa in stanza sua e non vuole vedere più nessuno. Così il fatto che tu dica che farà Gilda è un po' come quando io dico che entro il tramonto mi farò la direttrice. È assolutamente improbabile, vecchio mio, non è cosa. È una star e le star sono personaggi estremamente difficili, per non dire impossibili. Lo so. Ma mi sono preparato un discorso che penso potrebbe riuscire a farle cambiare idea. Anzi, vado subito da lei. Vai. Sì. Oh, sì. È sempre così difficile tentare di vedere il buono della gente. Che cosa è successo? Mi ha scagliato addosso qualcosa. Chi? Gin. La dottoressa mi ha dato una pillola per calmarmi. Raccontaci tutto, andante espressivo. Dopo che si è ritirata in camera sua ieri, o era l'altro ieri. Non ha importanza, vai avanti. Il pomeriggio, prima del tè, ho bussato alla sua porta. Nessuna risposta. Ma la sentivo piangere. Piangeva ancora, no? Sta davvero male. Ho provato ad aprire la porta. Era chiusa a chiave. Oddio, devo sedermi e girare la testa. Sì. Piano. Bravo. Il tuo album di foto di famiglia. Perché hai strillato? Perché pochi minuti fa ho pensato di tentare di nuovo. Non voglio che sia così sconvolta. E poi la Rinaldi mi ha riferito qualcosa di molto strano. Che si è dimagrita.
pranzo in cucina. Sì, diciamo così. Quando dalla finestra ha visto Gin salire su un taxi e appena 20 minuti più tardi, non di più l'ha vista tornare con in mano un pacchetto rosso con un fianco d'oro. È chiaro che si sente meglio, mi sono detta. Così. Poco fa ho bussato alla sua porta. Nessuna risposta. Ma stavolta non si era chiusa a chiave. Faccio capolino. Ehi, Gin, sono io, sì, ho fatto. Come hai fatto? Ehi, Gin, sono io, sì, ho fatto. Come hai fatto? Ehi, Gin, eccomi qua. Tieni. Lei mi guarda e basta. Fredda. Così le chiedo. Pensi che troverai un clima più fresco ad Addis Abeba? E mi ero addosso qualcosa, un piatto che le finite 1000 pezzi e mi sono messa a andare. Io spero che Gin si stagli. Ho detto che era tutto avvelenato. Io non voglio che le cose siano avvelenate. Non è che ci resta tanto tempo davanti. La dottoressa era lì per caso e mi ha dato una pillola per calmare. Penso che stia facendo effetto. Sta dormendo? Sì. È la pillola. Non è adorabile quando dorme? Ha questo sorrisino sulla faccia. Oddio, come vorrei svegliarmi la mattina e trovare davanti a me un sorrisino così. Oh, dolce Sissi. Ti ho mai detto che vorrei morire facendo l'amore con te? Oddio! Non è che si tratta di furto. Furto? Perché? Il pacchetto col fiocchetto. Non è che Gin l'ha rubato. È al verde, ma non credo che sia disperata fino a questo punto. Non è una questione di soldi. E allora? No, è che sai, quando si tratta di furti non sa mai dove vai a finire. E te la ricordi quella storia? Miriam Cunningham, l'arpista. Allora? Ero lì quando è arrivata la macchina della polizia e Miriam era seduta dietro. L'avevano appena beccata che aveva fatto un assolo con della biancheria nera intima e aveva rubato anche una cintura di cuoio con le borchie. Ed è cominciato con i piccoli punti. E tu credi che Gin sia su quella china? Vedete, Gin non è cattiva, è solo triste. Ho bisogno di riposare. Sono venuta a chiedere scusa a Sissi. Dov'è? Sta ancora poco bene? Sono venuta a chiedere scusa anche a voi due per il mio comportamento. Ah, noi non hai tirato addosso nulla. Ah, vi prego, non prendetemi in giro. Reggi, ti ho portato un regalo. L'hai rubato? Rubato. Ah, Tieni, aprilo. Oh, sì, la cotognata. Proprio quella che preferisco. Sono venuta anche a spiegare una cosa. hai cambiato idea su Galà? No, vedi, te l'avevo detto. Ascolta Gin, sei venuta qui perché hai detto che non avevi alternativa. Questo non è un manicomio o un ospizio, è una comunità di persone che un tempo facevano la stessa professione e ci capita di essere estremamente individualisti, spesso eccentrici. Eccentrici? Noi? Ma come ti viene in mente? E tutti noi qui, nessuno escluso, siamo vecchi. Io sono sempre stato persuaso che se ci troviamo in una comunità, qualunque essa sia, occorre vivere secondo le regole e gli usi di questa comunità. Speravo che i miei ultimi anni sarebbero stati molto diversi. Ebbene no, non sono diversi. Questa è la realtà, bisogna che l'accetti. E una delle tradizioni da accettare di questo posto è quella di celebrare l'anniversario della nascita di Giuseppe Verdi il 10 di ottobre e lo si fa organizzando un piccolo concerto a cui partecipiamo tutti.
È mia ponderata opinione che tornare in scena, anche se solo una volta all'anno davanti ad una platea di nostri compagni e qualche visitatore occasionale, sia un modo per riaffermare la nostra esistenza. Sciocchezze. Non sono sciocchezze. Noi che viviamo in questa casa siamo nati con il dono della musica. Adesso le nostre voci sono solo dei cari ricordi, come noi. Che male c'è fingere di ricatturare ciò che siamo stati in passato nell'anniversario della nascita di uno dei più grandi compositori per voce umana mai esistiti? E la risposta è che non c'è nessun altro, non per noi, non per il pubblico e non per il fu Giuseppe Verdi. Sono convinto che sarà un'esperienza elettrizzante e il suono della nostra voce, per quanto imperfetto nella realtà, sarà per noi identico a quello che riuscivamo ad emettere tanti anni fa. Lo so che è così e ci aiuterà tutti, ma in particolar modo te, a scendere a patti con il presente e, cosa ancora più importante, ad affrontare il futuro. Quale futuro? E ci aiuterà anche a far passare il tempo, sai? Perché in questo posto non solo il tempo scorre molto lentamente, ma zoppica. Scusa, perdona. Zoppica faticosamente nel suo girello. Quando parlo di quella che ero, parlo di un altro essere umano, nel corpo e nella mente. Quel qualcuno che era un tempo brillava nel firmamento. Ancora, forza! Zitto! Col passare del tempo la luce che brillava si è affievolita e ora è spenta del tutto. Io ero nata per cantare. Quando non cantavo avevo l'impressione di non esistere, di non esserci fisicamente. Mi ricordo la felicità di sentire la mia voce che si vibrava senza sforzo, come per un dono divino. Io in un'aria potevo perdermi e tuffarmi e volare, potevo attraversare l'intera gamma delle emozioni. Io vivevo nella musica della mia voce. Per lei ho rinunciato a tutto. Se Reggi hai un fazzoletto. Ma guarda in faccia la realtà, approfitta di quello che hai. Sfrutta al massimo questi giorni, queste ore, questo momento. Vivi adesso, per l'amor di Dio. Siamo vivi, festeggiamo questo fatto. Siamo artisti e siamo nati per celebrare la vita. È un nostro dovere. Canta con noi e ti assicuro che ce ne sarai eternamente grata. E al diavolo quelli che eravamo una volta. Siete solo dei pazzi, degli illusi, poveri pazzi. Come sta Sissi? Oh, nulla di grave, ha solo bisogno di riposare. Pensa che sarà in forma per il canale? Non so, Cedric, spero di sì. Un disastro dietro l'altro. Prima Frank White che ci abbandona, poi Reggie che non si decide, poi Jean che non vuole cantare ed ora Sissi che sta male. È la fine, la fine. Non sia così drammatico, ci sono gli altri. Loro erano il top. Provi a cambiare programma. Sono sicura che il signor Bond e il signor Page te l'aiuteranno a trovare una soluzione. Guarda, intanto volevo farle vedere la bozza degli inviti e l'elenco degli interventi musicali. Elenco approssimativo, naturalmente. Chi le ha detto di mettere Anne Langley in chiusura? Francamente non lo ricordo. Sarà stata un'idea della Langley. Che presunzione quella donna. Non vedo il barbiere, il terzetto del barbiere. Credevo che quell'idea fosse stata accantonata. Niente affatto, niente affatto. Se non possiamo procedere con il progetto di Rigoletto, dovremmo fare dei cambiamenti, dei nuovi inserimenti. Potremmo chiedere a Holly Fisher di aggiungere un altro pezzo ai suoi 2 brani. Signora Cogan, lei è la direttrice di questa casa.
e fa parte del comitato. Ma se permette, sono io a decidere i pezzi e chi deve interpretarli. Certo, signor Livista. Vado a vedere come sta Sissi. Gin, aspetta. Cosa vuoi? Devi farmi la ramanzina? Pensi anche tu che io sia una persona perfida ed egoista? No, Gin, io penso che tu sia una grande artista, una star. E come tutte le persone che vivono d'arte hai una smisurata sensibilità che ti rende emotivamente fragile. Pensi che io non sappia che siamo solo dei vecchi sul viale del tramonto? Che tutta la gloria di cui abbiamo goduto nel passato è soltanto uno sbiadito ricordo, che ogni giorno che passa il nostro fisico, la nostra mente, la nostra salute vanno solo peggiorando. È per questo che mi attacco a ciò che ci resta, alla sopravvivenza di questa casa, alla sopravvivenza di tutti noi. Gina, accetta di partecipare e cantare nel galà il quartetto del Rigoletto. Sissi ne sarebbe molto contenta. Gina, partecipa. Siete tutti fuori di testa. Questa non è una casa di riposo, questo è un vero manicomio, anche se Reggi lo nega. Prima in corridoio sono stata circondata da delle vecchie sdentate, tutte eccitate all'idea di vedermi nel ruolo di Gilda, e poi qualcuno mi ha detto il quartetto chiuderà la serata. Figuriamoci. Di sì, per favore, potrebbe essere l'ultima occasione. L'unica nostra alternativa è di fare gli ospiti d'onore al crematorio. No. E va bene. Vorrà dire che se non vorrai cantare al calà, chiederò ad All'Angle di chiudere con Tosca. Cosa? Non mi lasci alternative. Dovrà passare sul mio cadavere. E allora che aspetti? Muoviti. Rigoletto di Verdi è un capolavoro e il quartetto una delle pietre miliari nella storia dell'opera. Perfetto. E poi comincerò a presentarvi uno alla volta. Gin vorrà uscire per ultima. Sì, già me l'ha detto, si può fare, no? Ma sì, direi di sì, solo che sono convinto che ci presenterà Cedric. Ti ricordi l'ultima volta al barbiere lì al Covent Garden? Quella mezzo soprano ciccionissima che si stava facendo quel tenore secco secco nella vasca da bagno, che se lo stava risucchiando. Come si chiama? Non me lo ricordo. Oddio, dai, fai uno sforzo, dai, ti ricordo. Non me lo ricordo. E dai, che erano rimasti incastrati nella vasca da bagno che il tenore ha dovuto chiamare gli inservienti per farsi liberare. Come si chiamava? Elizabeth Bentham. Ecco, bravo! Hanno detto che da quel giorno i suoi acuti non sono più gli stessi. Che dici, Gin? È troppo? Oh, sono così contenta di fare questa cosa. E poi tu e Reggi siete di nuovo amici, no? Quanto tempo siete stati sposati? 9 ore. 9 ore? Sì, 9 ore. 9 ore? Stavamo già insieme da un anno. Un giorno lui si inginocchiò e mi chiese: vuoi sposarmi? E io risposi di sì, alla vecchia maniera. Oh, che romantica! E ci saremmo dovuti
dovuti sposare a gennaio e poi io ebbi quell'offerta dalla Scala, ti ricordi? Ah sì, me lo ricordo. Ecco, e quando ero alla Scala ho avuto una scappatella con quel tenore. Perché? Perché hai avuto una scappatella? Avevo bevuto troppo champagne, ero sbronza. Come si chiamava quel tenore? Non lo so di chi parli. Roberto De Angelis. Sì, esatto. Comunque noi ci sposammo. Il mattino dopo, facendo colazione, io gli volli parlare di Roberto. Che io l'ho detto a fare? Voleva essere onesta con lui, che invece si arrabbiò tantissimo, andò via, scappò. Aveva il cuore spezzato, Gigi. Ce l'avevo anch'io, fu il più grande errore della mia vita. Mia cara, hai ancora un futuro. Non è rimasto molto, il più è alle spalle. Oddio, devo aiutare Nelly con il trucco. Non le serve il trucco, le serve una bella carta da parati pesante. Oggi, questa è una cattiveria bella. Ma è vero? Signore e signori, grazie per essere venuti alla Beecham House al galà annuale nell'anniversario della nascita di Giuseppe Verdi. Per prima cosa vorrei esprimere tutta la nostra gratitudine all'incredibile Cedric Livingston che ha organizzato l'evento. Grazie signore e signori. Vorrei dire solo una cosa in tutta modestia. Per ogni grande artista c'è un grande direttore artistico. Eccomi qua. La preparazione di questo galà è stata laboriosa, ma anche coinvolgente e di grande soddisfazione, perlomeno per me. Buon ascolto. Grazie. Le vostre donazioni a sostegno del nostro progetto sono state davvero generose e non possiamo che ringraziarvi con tutto il cuore. La Beecham House vivrà ancora! Vorrei anche ringraziare tutti i partecipanti a questo galà. Noi, qui alla Beecham, riteniamo sia un grande privilegio avere sotto le nostre cure artisti di così grande talento che trovano nuove energie quando pregustano il piacere di esibirsi in pubblico. Li mantiene giovani. Abbiamo nei loro confronti un grande debito di riconoscenza perché ci stimolano. Il loro amore per la vita è contagioso e ci dà una grande speranza per il futuro. Grazie infinite. Grazie. L'ho indossato quando ho fatto una tournée in India, sì, e mi sono innamorata di un paragiano. Aiutami a chiuderla. Non ci riesco, è difficile. Ma deve entrare per forza, l'ho allargato. Sì, quando? Non me lo ricordo. È troppo stretto per te, non ce la faccio. Ma l'ho allargato, tu prova. Servono delle spine, deve averne qualcuna, Adesso me lo tolgo e lo allargo un altro po'. Vado in cucina, ho lasciato lì le forbici. In cucina? Sì, dove vai? Sì. Devo tornare a casa mia. Ci sono mamma e papà che mi aspettano. Sono in ritardo. Crisi. Sì. Che succede? Oddio, terribile. Quasi me ne andavo senza salutarvi. Arrivederci. Auguratevi buon viaggio. Non vedo l'ora di rivedere a Isabella. Oddio, se la beccano in questo stato. No, sì, tu non puoi andare da nessuna parte. Abbiamo il galà per il compleanno in onore di Giuseppe Verdi. E nel pubblico c'è anche John, ha detto che non vede l'ora di vederti. No, sì, dobbiamo fare il quartetto del Rigoletto, sì, il quartetto! Spero che vada bene. Arrivederci. Vi manderò una cartolina da Port Said. Tutti a terra coloro che non partono. Tutti a terra i visitatori. Prego, è questa parte. È andata, siamo rovinati! Sì. Vieni, Andiamo a prendere il tuo bagaglio. La mia valigia? Sì. Quella grande. Sì, quella grande è anche il tuo passaporto. Sì. La tua nave non parte che tra 2 settimane, lo sai. Non adesso?
tempo, sì, ho tempo, sì, ho tempo. Il vestito! Lo abbiamo tutto a posto. Un soffio dal disastro. Fantastico, è stata bravissima G. Ci ha salvato lei. Già, che meraviglia. Qui, Regi, tocca a voi. Dove sono Sissi e G? Adesso arrivano, vedrai, sono quasi pronte, vedrai, sì, Reggi, tu sei pronto, guarda. Sì. Tu, guarda, ecco, sì, ecco, sì. Pronta! Che meraviglia. Oh, G. Credo che tu dovrai abbandonare il tuo bastone stasera. Oggi non posso, l'anca mi fa malissimo. No, sarebbe molto più distinto, molto più operistico. Mi appoggio a te. Perché non ti appoggi a Reggi? Lui ne sarebbe felice, lui ti adora. Come lo sai tu? Io credo che non abbia mai smesso di amarti. Te l'ha detto lui? Io vado, mi raccomando, Piano. Sei molto bello. Tu sei bellissima. Siamo anche molto vecchi. E allora sposiamoci. Accetto. A conclusione di questo galà, ecco a voi dal terzo atto del Rigoletto di Giuseppe Verdi il quartetto Bella figlia dell'amore. Sul palco Maddalena, la nostra deliziosa Sissi Rosso, il Duca di Mantova, Reginald Page, Rigoletto Wilfred Bond e in fondo una delle grandi stelle del firmamento operistico, nel ruolo di Gilda, l'incomparabile G. Orton.